migliorativi, quello che vuole, dai, chi ci vuole dare una testimonianza? E io ve la vado qui con Loris. Chi vuole dirci qualcosa? Beh, sicuramente è stato un weekend che ha soddisfatto le mie aspettative. Sono venuto qui per un motivo, o comunque una serie di motivi, e sono stati soddisfatti. Ho capito che lo strumento mi è stato dato, adesso devo applicarlo, ok? Pensare all'inizio sulle piccole cose, che diventa sempre via via più facile, e dopo sempre di più, e applicarlo non solo sul lavoro, non solo che ne so, sullo sport, ma anche sulla vita privata, anche per rompere, come dicevo, degli schemi o delle routine che magari quotidianamente ci troviamo, vogliamo modificare ma non lo facciamo. Tu sei, scusami? Dennis. Dennis. Un'altra cosa che ho imparato, ma questo me l'ha insegnato la cara Monica, è che quando noi siamo di fronte a delle scelte nostre, il potere è sopravvento sul dovere. Cioè, non dire devo applicare. Scelgo di applicare, posso applicare. Perché noi in realtà la nostra mente mente e quindi mettiamo anche nei nostri impegni. Il dovere è sempre qualcosa che ci porta prima o poi a canalizzare l'energia, a bloccarla. Posso fare in maniera diversa, è quello che mi ha aiutato a scegliere di non mettere il gesso. Perché quando l'ortopedico disse bene signori siamo da qua in giù, io l'ho guardato e ho detto no scusi io voglio il piano B. Lui guarda, no mi scusi, sì il piano B, nella vita esiste il piano B, C, D. E quella era stata una scelta, cioè quindi poter scegliere ti mette anche nella condizione di non accettare perché devo avere il gesso, tu capisci che ti limita anche ad accettare ciò che ti viene dato. Invece quando uno si pone nella scelta posso applicare, scelgo di applicare. Posso applicare, infatti io ho chiesto e il medico mi disse sì, effettivamente c'è un piano B, che sono i tutori, però noi non li forniamo, nessun problema, dico, li andiamo a procurare. Però era per farti capire che ascoltando ciò che tu ci hai raccontato di queste 2 giornate, mi sono sentito di darti questo consiglio. È importante il linguaggio. Che è molto importante. Guarda, io quando parlo cerco sempre di sentire quello che mi dice pancia, cuore, mente, però uso il posso, perché è sempre una scelta quella che noi abbiamo nella vita. Il mio dovere era, cioè, che mi sono imposto io di cambiare. È qua il meccanismo. Ti ricordi? Scelgo, posso. Grazie Dennis. Grazie. Chi altro vuol dirci qualcosa? Dai, basta. Solo lui. Io credo. Vai. Ecco, allora io credo che sono Daniele comunque. C'è stato come un bivio, no? Nella vita che mi ha fatto venire qua e è stata comunque la mia compagna a incanalizzarmi. Però devo dire che vedo proprio che è una cosa che mi serve assolutamente per cambiare la mia vita, nel senso che ci sarà un passaggio migliorativo, sicuramente, lo sento proprio perché è qualcosa che ho vissuto con importanza, cioè con vera importanza e che ho capito che è qualcosa di necessario per quello che cercavo io, insomma, quindi cercavo di uscire da un certo meccanismo dove avevo capito che c'era bisogno di avere l'immaginazione, c'era bisogno della creatività, ma ero fossilizzato, bloccato e vedo che si può fare, insomma, ecco, adesso degli strumenti per poter applicare e intraprendere questa strada. E sapete che se facessimo una bella misurazione della chimica del vostro corpo da venerdì a oggi è cambiata? Chi altro vuol dirci qualcosa? Grazie anche Dani. Perché c'è un applauso unico, vai Paola. Allora, diciamo che lei mi ha sentito esatto, una diretta radiofonica, vai. Nel senso che io questo weekend avrei avuto un seminario che è saltato perché avrei organizzato insieme a una persona e 2 giorni prima appunto ho sentito in radio Nicoletta e è come se avessi sentito qualcosa dentro, al di là della praticità di quello che lei diceva, quasi come se la vita mi portasse a dire
In questo momento si è chiuso un capitolo perché se ne può aprire un altro, e l'apertura di questo capitolo è soprattutto proprio la rottura degli schemi. Quindi invito a parlare di questo. Quindi il fatto che quel seminario non ci sia stato probabilmente era funzionale al fatto che tu potessi aprire una nuova prospettiva, una nuova situazione. E quindi quello che mi porto a casa, al di là della tecnica, del fatto di poter imparare, eccetera, è proprio la rottura degli schemi, ma non per applicarne altri, perché sennò altrimenti siamo sempre nello schema. Quindi la rottura dello schema proprio per innanzitutto dare più fiducia alla mia capacità creativa, perché tante volte dico ma io questa cosa qui non tanto non la so fare, ma non sono abbastanza creativa, e questo mi darà invece la possibilità di sperimentarmi, quindi di sviluppare la creatività. L'altra cosa, credo proprio che se io in qualche modo sento che sto cambiando e mi sto trasformando, sento che questa energia non nasce, si sviluppa e si ferma in me, è come se io poi, incontrando l'altro, sono proprio diversa e porto un'energia completamente diversa. Quindi credo che questo vada poi a raggiera e si espanda nelle persone che io incontro, al di là che poi loro faranno le stesse cose che facevamo prima, eccetera, ma è proprio a livello energetico che io sento questa rottura di uno schema per un'apertura di un qualcosa che però non dovrebbe essere rimesso all'interno di uno schema. Ecco, perché il rischio poi è quello. E quindi la plasticità anche con cui queste cose si possono fare mi dà questa possibilità, insomma. Anche perché rendono il cervello più plastico oltretutto. Grazie, c'è un po' un applauso. Grazie, poi partiamo, tranquilla. Qualcun altro vuol dirci qualcosa? 5, 4. Vai, facciamo i cavalieri. Prima... Vai. Allora, io prima di venire qua avevo notato che si accumulavano un sacco di materiali che dovevo studiare, arretrati e cose che vorrei smaltire, e da quello che ho appreso durante questi 2 giorni, soprattutto le tecniche, gli strumenti, il consolidare le procedure, anche l'uso di X-Mind che conoscevo, secondo me c'è proprio la possibilità di riuscire a mettersi in pari, ok? E dopo, una volta messi in pari, si riesce a stare anche un po' più sereni, cioè l'obiettivo è quello di riuscire a giocare anche d'anticipo, fare dei buoni propositi, dire ok, adesso mi impegno a fare A, B e C, però dopo avere anche gli strumenti per farli, perché purtroppo la mente è un po' birichina, nel senso che sì, vedo gli altri che riescono a studiare tutto, però io perché non ci riesco? Magari mi manca qualche pezzo, magari nessuno mi ha mai insegnato, magari ci sono voluti 30 anni per scoprire il maschile femminile del tedesco, che era una roba così, ok? Però effettivamente averlo saputo all'epoca sarebbe veramente stato. Perché non sono venuto prima? Magari queste sono le domande che mi faccio quando ho chiuso la sessione formativa, ma ogni cosa a suo tempo. Grazie. Probabilmente adesso è il tuo momento giusto. Vai. Io per natura cerco di non crearmi grandi aspettative, perché mi piace anche godermi quello che mi arriva dalle esperienze che vivo. Certo è che se me ne fossi creata le avrei superate tantissimo, perché comunque è stato un corso utilissimo per me e adesso mi viene voglia di mappare tutto, cioè nel caso ho detto mio figlio deve fare le mappe di qua e di là, quindi sì, sono contenta, vi ringrazio. Grazie. Qualcun altro? Basta? 5, 4. Io ogni volta che torno qua in compagnia con te, che rivedo tutte le persone che già conosco, mi riempio sempre di energia nuova, di positività, di voglia di fare. Tante volte ho periodi di bassa voglia, proprio della serie voglio staccare tutto,
e poi quando torno qua proprio mi ricarico. Quindi, e mi ricarico anche perché non solo rifrequento e mi rimetto in gioco, ma aiuto anche. E questa è una cosa che mi piace tanto. Grazie. Un altro? 5, 4, 3, 2, 1 e ok, finiamo, ci salutiamo un secondo con qualcuno, finiamo con lo switch nostro e poi partiamo con la lettura veloce. Grazie.